Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Io sono qui in compagnia del mio fedele compagno di viaggio, il maestro Alessandro Alessandro. Facciamo un applauso. Buonasera a tutti. Ben trovato. Siamo qui insieme agli artisti, siamo nel parterre degli artisti che si esibiranno anche nel corso di questa puntata. I nostri amici sanno che quando ci trovano seduti qui c'è qualcosa di grande nell'aria. C'è qualcosa di grande nell'aria e soprattutto ci hanno cacciato. Nel senso che a noi ben volentieri, vero? noi, anche perché sono molto comode. È vero, si sta benissimo. Da qui quindi noi ci godiamo lo spettacolo. Il maestro Alessandro ha ceduto il pianoforte, abbiamo lasciato spazio a dei grandi amici di Mille Voci. Loro sono amici di Gianni Turco, amici di Mille Voci, hanno fatto tantissimi dischi, sono famosi per le loro canzoni e abbiamo la fortuna e il piacere di poterli ospitare anche in questa 17ª edizione di Mille Voci. Loro sono il Giardino dei Semplici! Sulla spiaggia si allungavano le ombre, guardando l'uva mi dicesti è già settembre. Metti sulla mia camicia e via il costume, mi innamorai di quel pulcino senza piume. Io sognavo ancora di fare all'amore e mi ha svegliato sorridendo un pescatore. Io sognavo ancora di tenerti stretta, te ne eri andata con l'estate troppo in fretta. Lei non sa che l'amo meno. Io sognavo ancora di tenerti stretta, te ne eri andata con l'estate troppo in fretta.
bravi. Ma che bello! Grazie, che bella atmosfera! Vabbè, non è che noi adesso abbiamo armato tutto questo e ciao, ve ne potete tornare a casa, arrivederci, no. Okay. Quindi noi ci dobbiamo godere lo spettacolo ancora per un po', noi vogliamo sentirli ancora cantare, siamo tutti d'accordo, quindi ci dovete, dopo questo grande successo che è Mi innamorai, voi avete fatto tantissimi dischi, quindi avete tantissime canzoni di successo, noi ne vogliamo ascoltare qualcun'altra, quindi ci dovete aiutare. Quale vogliamo fare? Prendete una decisione. Bravo. Un titolo bellissimo. Proprio subito dopo questa parentesi del Covid, ne facciamo una bellissima che è di speranza, si chiama Abbracciami. Bravo, Il giardino dei semplici! Bravo Andrea. Sentiero dei tuoi perché, dimmi cos'è, a cosa pensi, che cosa vuoi, cos'è che muore ora per noi, in questa notte dove sarai, cos'è che cerchi se non lo sai, scavati dentro e forse saprai parlare di noi. Parla al mio cuore, parla d'amore, parlami presto di questa dolcissima assurda passione. Stringimi amore, apri il tuo cuore, parla con me delle tante paure che ti fanno soffrire. Abbracciami amore, abbracciami amore, abbracciami amore. In questo treno del lunedì, facce coperte da mille tempeste che le inchiodano qui, intorno è fame di nostalgia, pensi a quel film con malinconia, ma il primo amore non scappa via, non scappa via. Parla al mio cuore, fammi anche male, parlami presto di questo dolcissimo assurdo dolore. Stringimi amore, apri il tuo cuore, parla con me delle tante paure che ti fanno soffrire. Abbracciami amore, abbracciami amore, abbracciami amore. Grazie.
Grazie a voi, grazie, è bene? bellissimo. Sì, sì. No, quale va bene? Aspetta, io ho visto, ce lo siamo. No, va bene. Voi dovete sapere che loro vengono anche da lontano per venire a partecipare a Mille Voci, da lontanissimo. Insomma, da Napoli, Salerno. Da come sta? Da Napoli. Napoli, voi da Napoli, quindi voglio dire, vabbè, un po' di viaggio se lo sono fatto per arrivare qui, perché noi registriamo a Roma, quindi si sono fatti Napoli-Roma per stare insieme a noi. Però voglio dire, non è che adesso avete fatto questo viaggio. Beh, ciao, abbiamo cantato 2 canzoni e ciao, no, assolutamente, bravo, perché noi ce la siamo presa proprio comoda qua, hai capito? Innanzitutto non c'è 2 senza... Non c'è 2 senza 3, stupendo, vedi, me le serve proprio su un piatto d'argento, la saggezza. E intanto li presentiamo tutti e 4 perché i vostri fans lo sanno e vi conoscono bene, ma visto che Mille Voci è diffusa in tutto il mondo, voi siete famosi come il Giardino dei Semplici, ma magari è difficile ricordarsi il nome di ognuno di voi, come succede molto spesso nei gruppi musicali. Invece io me li ricordo. Sì? Sì. Vediamo. Allora, Alle chitarre? Lui si chiama Savio Arato. Ci ho preso! Ci ho preso. Adesso vediamo se la becco, perché dovrei dire allora, Ciro Esposito detto Tommy. Esatto. Ci ho preso, bene, quindi alle percussioni e alla batteria. Poi abbiamo Luciano Liguori e quindi... Grandi. Pietra Emiliana, come diceva. Pietra Emiliana, come Pietre diceva Totò. miliari del Giardino dei Semplici. Rocce. L'ha detto lui, io non ho detto niente. Alla Totò, le pietre emiliane. Pietra Emiliana, come dice Totò. E Andrea Arcella! Grande Andrea. Quindi, dopo aver dato prova di aver studiato, adesso voi ci fate ascoltare un altro dei vostri successi. Noi siamo qui pronti. Faremo? Credo di una bella cosa. Tu a una donna che gli dici? Che gli dici a una donna? Certo. Non lo so, che gli volete dire a ste Quando donne? sei innamorato. Quando sei innamorato, che dici? Andrea, che gli dicono normalmente? Se sei italiano, che dici? Vogliono sacchi bene. No, in napoletano. Ma in inglese? Tradotto? I love you. I love you, il Giardino dei Semplici. Daffne e Barillaro. Grazie. È napoletano, I love you, capito? È napoletano. Prendo la chitarra e suonerò quella tua canzone da palo, bella come la cantavi tu. Il motivo mi fa compagnia, se ti penso è già malinconia. Sento freddo, ora chi mi scalderà? Come vetro ormai trasparente sei. Love you. I miss you. Ora l'ombra che fai, spero mi penserai. I love you. Ora suonerò pensando a noi. Dio quanto mi manchi e non lo sai. Dolce amara, dimmi chi ti violerà. La chitarra sai è stonata ormai. Love you. I miss you. Ora l'ombra che fai, spero mi penserai. I love you.
Grandi. Ma che meraviglia! Bellissimi anche i video che accompagnano le vostre esibizioni, le vostre canzoni, quindi Già ci chiamano. Sono occupato, sto facendo una Guarda, cosa importante. incredibile. Ciao, alla prossima. Vedo. qui è tutto proprio in diretta. Non mi dire che era il turco che voleva sapere se eravate arrivati puntuali. Perché Non è detto, bisogna... non lo escluderei, non lo escluderei. Controlla perché potrebbe essere. Gianni ha detto, Potrebbe mi raccomando, essere. arrivate in orario. Ecco, vedi, perché Gianni si preoccupa sempre quando bisogna organizzare Mille Voci, perché dice questi ci vengono da fuori, se la prendono comoda, mi raccomando, chiamali di arrivare puntuali. Turco, sono stati puntualissimi, è tutto a posto, procede tutto bene. E non ci abbiamo messo niente, Guarda, per la prima così volta... è vero? No, tra l'altro, proprio per questo motivo, visto che ormai avete imparato la strada e la sapete e quindi potete tranquillamente tornare, perché noi ci dobbiamo organizzare per fare uno speciale col Giardino dei Semplici. Adesso ne devo parlare con Gianni quando riusciremo a rivederci, perché effettivamente voi avete talmente tanti successi e talmente tante canzoni che veramente non basta una puntata di Mille Voci per farvi Ci inviti allora? Assolutamente sì. L'anno prossimo? No, in questa edizione di Mille Voci va prima bene. della fine, perché ormai Ci ho siamo provato, vero? no, ci hai provato, non ci casco, anche perché la scorsa edizione noi abbiamo anche avuto modo di presentare gli ultimi vostri lavori, Sì. avete fatto dischi, Il lavoro concept, Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Brava. ricordo. che Vedo l'uomo... che hai Che è il studiato vostro nuovo album. tanto, hai studiato. Hai bravo, visto? bravo. Io mi preparo, per cui voglio sentire anche delle cose dal vostro ultimo Già ne album. sentite due da questo album, Sì. perché le versioni nuove di Mi innamorai, Sono anzi una sola, dell'ultima, scusa, di Mi no? innamorai. Infatti, però Le io poi altre due voglio appartengono sentire a pure Braccio Miele, Melodies, voglio sentire, cioè voglio... Certo, dopo te le facciamo sentire. Bravissimo, ecco, va bene. Guarda che ti sta Sì, aspettando al maestro. pianoforte il Sì, maestro, guarda. va bene. Vai dal maestro. Vado che ti dal sta maestro, seguimi dalla regia, vengo qui dal maestro soprattutto perché lo dobbiamo cacciare da qui, perché ci si deve risedere il maestro Alessandro, se no non ne usciamo più noi. Quindi vi saluto, ci prendiamo un piccolo caffè con Gabriele Marconi, ci riorganizziamo, voi restate con noi e ridiamo il pianoforte al maestro Alessandro. Pausa caffè! Ok. Stavo per fare una promessa a mio figlio, poi ci ho ripensato. Non ero sicuro di poterla mantenere e non gliel'ho più fatta. Non sono mica un politico io. E bentornati qui in studio. Il maestro Alessandro è tornato al suo posto. Al posto di Andrea che è bravissimo, io lo adoro. E andiamo avanti con questa puntata così ricca di ospiti, con un ospite graditissimo e fisso di questa edizione, un grande amico di Gianni Turco e di Mille Voci, Riccardo Antonelli. Ciao Daphne, salve. Noi di Riccardo in questa edizione stiamo scoprendo un po' di tutto, la sua versatilità, quindi la tua capacità di cantare canzoni di tanti autori, fare omaggi. Mi diverte. Bravo, Mi si diverte, vede, assolutamente. si vede. Però io poi ogni tanto vado lì e dico Riccardo, però un classico... No? Sì, ogni tanto rimettiamolo. Rimettimi uno di quei Certamente classici, sì. per cui io vado in giro dicendo che sei l'erede di Claudio Villa e quindi fammi una bella canzone di quelle che, Bene. no, che richiamano. Può andare bene un amore così grande? Secondo voi può andare bellissimo. bene un Andar amore bene? così grande? Ci accontentiamo? Riccardo Antonelli, un amore così grande! Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Più vicino il tuo profumo
niente a me, non chiederti perché, la sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così, tanto calato dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende, una lettera amore dà, un amore così grande, un amore così, tanto calato dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così, tanto calato dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra volta. E poi la bocca tua si accende un'altra volta per me. Riccardo Antonelli! Mamma, quanto Grazie. sei bravo, grazie! Ho ragione quando dico che è l'erede di Claudio Villa. Lui dice che sono io a dirlo, lo dico, lo sottoscrivo e lo confermo. Ho ragione perché è veramente, veramente bravo. Quindi complimenti Riccardo. Bene, certo cantare dopo Riccardo e dopo che lui ha cantato Un amore così grande Però, facilissimo non è. Però rimaniamo insomma Rimaniamo in tema d'amore. A un, sì, a un livello di musica e canzoni belle. Cantate bene. No, dopo quando canto io. Ah, quello lo volevi tenere per te. Allora, vorrei farvi ascoltare, avete capito che adesso tocca a me, vorrei farvi ascoltare un brano molto romantico in cui verrò accompagnata nella coreografia da Fabrizio Musilli e da Gioia, che ringrazio. Fabrizio è il coreografo e anche ballerino e mi accompagna in alcune delle mie esibizioni. È una canzone non delle più famose di Luigi Tenco, ma veramente è una chicca che abbiamo scovato con Gianni Turco, e Gianni ha detto: questa secondo me riarrangiata in un certo modo può veramente essere un bel brano, e abbiamo deciso di proporvelo anche in questa edizione di Mille Voci. Ho capito che ti amo.
capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi, e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. E pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Belli e bravi. Grazie. Un valore aggiunto, sono molto Capito. contenta, vero? Belli e bravi. Poi in una atmosfera così, con questa canzone, ci stavano proprio bene. Cantare d'amore poi è sempre bello. Però spesso uno quando dice ti amo, poi dice ti odio. Perché? Ah, perché l'amore a volte viene abbiamo capito. un po'. Non inizio con tutto il discorso, no, vabbè, perché tu sai che però, sarei capace. Guarda, sintetizziamo tutto con una canzone. Guarda. Ti dico solamente una parte di questa canzone, poi magari la canti insieme a me. Vai. Ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio, e poi? E poi? Te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. L'uomo più egoista. E cantala tu, questa è la parte femminile. Sai perché? Stavo riflettendo e stavo pensando, questa la dovrei cantare al turco, hai capito? Quindi vammi Ecco. con. Che un po' ci sta, un po' ci sta. Sei peggio di un bambino capriccioso. E questa è la frase azzeccata. Ripeti. La vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Questo non. E abbiamo detto poco, egoista e prepotente, perché c'è stato molto. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Io
Vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Capito, Turco? Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Dicono sempre di sì. Non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì. E invece no, la vita è quella che tu dai a me. Dai a me. In guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Ti odio, sì, ci sta. Dai. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio e poi Di meno. non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te. Sei grande solamente tu. Turco. Grazie. Grazie a te. Grazie al maestro Alessandro che mi ha dato anche la possibilità di fare un saluto e un omaggio al nostro Gianni Turco. Grazie. Odiatissimo Turco, odiatissimo. Odiatissimo. Odiatissimo da molti, però poi alla dai, vai, un pezzettino lo volevo un fare questa pezzettino, qua. vai, pezzettino. Perché odio e amore. Ci sta. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Bellissima, che la facciamo una volta tutta intera. Ci organizziamo. Grazie al maestro Alessandro. Bene, e continuiamo con questa puntata ricca di amici e ricca di ospiti. E quando lo vedrete capirete subito che stiamo parlando di un personaggio. Lui è Daniele Sinasce. Eccola, maestro, buongiorno. Ciao, Ti vorrei Daniele. abbracciare ma non posso per i protocolli. Però qui noi cerchiamo di seguire tutte le normative vigenti, per cui siamo molto grimpassati, diligenti. tamponati, quindi facciamo i bravi. Sì. Ora, Daniele Sinasce, Renato Zero si diventa, sei Talvolta, veramente sì. talvolta. Voi dovete sapere che Daniele ha cantato alla prima edizione di Mille Voci 17 anni fa. Ero un po' più magrolino. Sempre bellissimo. E potete trovare tutte le puntate di Mille Voci di tutti questi anni sul canale di Mille Voci di YouTube con le varie esibizioni dei vari artisti. E c'era lui nel giardino di questo ristorante dove che è stavamo? stato Stavamo dalle parti di Lavinio, mi sembra. Sì, e lì c'è stata la primissima edizione Mille Voci e poi siamo in tutti questi anni, devo dire, sono fatti Siamo passi stati da dei giganti. Pionieri Assolutamente. di una trasmissione che mette insieme la musica, la bella musica, e dà anche la possibilità a tanti artisti magari emergenti di far conoscere la propria musica. Mille Voci è stato certamente una fucina di alimentazione per tanti ragazzi e ragazze che non sapevano veramente come fare televisione, quindi ha lanciato tantissimi giovani. Diamo il merito a Mille Voci. Assolutamente, quindi un grande merito di Gianni Turco. Beh, noi adesso abbiamo Daniele Sinasce e vogliamo ascoltare qualcosa dalla tua splendida voce. Vi ho portato una primizia perché questo è un brano che ha scritto Francesco Palmieri per un grande artista che si chiama Aleandro Baldi. La canzone si chiama Il ragazzo solitario, è una cosa straordinaria. Bene, quindi Daniele Sinasce in Il ragazzo solitario.
Il ragazzo solitario ha una faccia da ribelle, parla poco e non sorride mai. È cresciuto per la strada, nel recinto di un quartiere che confina con la libertà. Figlio di un destino assurdo e di una storia disonesta, a una scuola non c'è andato mai. Con la legge del più furbo e tanti desideri in testa, basta poco a mettersi nei guai. Il ragazzo solitario sogna sempre una stazione con un treno che lo porti via. La speranza nei suoi occhi segna già una direzione sull'asfalto di periferia, per lasciare la sfortuna e giorni da dimenticare, corre fino a non poterne più. Ma il futuro è sconosciuto per chi nasce già segnato, e il domani è un giorno che non c'è. Il sole sembra un amico che muore, la rabbia affonda a parole, in fondo a un muro di niente, è un silenzioso dolore che esplode ma non si sente, è un gran bisogno d'amore, ma il mondo pensa per sé. Il ragazzo solitario sembra uno come tanti, il sabato davanti ai videogames, ma si sente un'astronave senza quando e senza dove, che si è persa dentro sé. Il ragazzo solitario vive nella sua tempesta, scappa se gli chiedi che cos'hai. Il ragazzo solitario urla dietro a una finestra, ma nessuno se ne accorge mai. E il sole sembra un amico che muore, la rabbia affonda a parole, in fondo a un muro di niente, è un silenzioso dolore che esplode ma non si sente, è un gran bisogno d'amore, ma il mondo pensa per sé. Il mondo pensa per sé. E tutto è così lontano, in un tramonto di quel ragazzo solitario. Il sole sembra un amico che muore e si rimane da soli, confusi e senza parole, ragazzi un po' solitari, così diversi ed uguali, ma io li posso capire, perché assomigliano a me. Daniele Sinasce, una bella fotografia dei ragazzi solitari, una bellissima descrizione, molto poetica. Allora, questa canzone è stata scritta nel 1994, ma credo che sia
assolutamente opportuna per questo periodo, Attuale. perché sono proprio i ragazzi, quelli che hanno avuto 15-16 anni in questa pandemia, che sono quelli che hanno sofferto di più e che sono dovuti stare a casa magari studiando sul computer e si sono persi i primi baci, le prime esperienze, per cui questa canzone è dedicata a loro. Grazie, grazie a Daniele Sinasce. Grazie. Bravo. E adesso è il momento di una cantante, di una voce amica di Mille Voci. Lei è Lorenza Bettarelli. Ciao, buonasera. Ciao. Lo dico tutte le volte che la incontro. Lei è sempre elegantissima, impeccabile, bravissima, ha una vocalità che le permette di cantare qualunque cosa, quindi ci fa ascoltare sempre dei brani, anche dei successi della musica leggera italiana, ed è quello che hai scelto di fare anche oggi. Sì. Sì, un bello omaggio. Classico, ormai questo è un brano che ci ha accompagnato nel tempo. Noi in genere, anche gli altri che vengono, siamo portati a rappresentare dei brani classici, perché poi tra l'altro sono conosciuti anche dai giovani. Io quando vado a cantare queste canzoni le sanno, probabilmente perché le hanno ascoltate dai genitori, e poi Esatto. sono quelle che si cantano quando si sta tutti insieme, no? Quindi abbiamo un panorama della musica italiana che scavalca le generazioni. Io non sono sicurissima che la musica attuale che noi stiamo ascoltando e che i giovani ascoltano riusciranno a essere anche così famose tra 20 anni, per Anche cui perché ho qualche dubbio. erano e sono cariche di emozioni, quindi cioè, quando tu ascolti un brano, adesso abbiamo ascoltato anche Il Giardino dei Semplici, insomma, cioè sono brani che comunque rievocano anche memorie, ricordi e tante delle cose emozioni. bellissime, no, È che vero. abbiamo vissuto, e quindi È vero. questa è un po' la storia delle canzoni del passato. Ed è la storia di questa canzone che cantiamo con te, che cantate a casa insieme a noi, perché veramente è una canzone famosissima, un omaggio a un cantante della musica leggera italiana che è Jimmy Fontana e che ha reso famosa questa canzone in tutto il mondo, il mondo. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia ed il dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia ed il dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo
sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno Grazie per questa splendida esecuzione del mondo. Lorenza, grazie. Però prima di concludere la nostra puntata, io vorrei un altro piccolo omaggio, perché lui, Daniele, nasce e Renato Zero diventa, però io lo voglio sentire. Vieni qui, Daniele, perché io ti voglio sentire cantare una di quelle canzoni classiche del repertorio di Renato, così. Ma davvero? Sì, abbi pazienza, canti tu, cantiamo noi, cantano a casa, mi devi aiutare in questa cosa, perché poi ti presenti così che prima o poi, te l'ho già detto, sta giacca ma devi prestare. Perché è proprio bella, quindi roba forte. Guardate, però guardate. Un caffè me lo devi offrire. Un caffè, ma vuoi un caffè vero o un caffè alla Gabriele Marconi? Vabbè. Guardate, Daniele, grande amico. Grazie, ma e grazie ci a voi. fai un omaggio a Renato Zero e cantiamo con te. Alessandro, mi raccomando, pronto? Sei anche pronto? tu? Va bene. Fammi una cosa tipo. Vogliamo fare il cielo? No, Sì. i migliori anni. No, prima il cielo, così Prima- ho la prima- scusa. Mi È fai il bellissimo. cielo, così io e te poi ci mettiamo d'accordo e torni in un'altra occasione in questa edizione di Mille Voci e mi fai i migliori anni della nostra vita. Però ci prepariamo e facciamo qualcosina insieme. Va bene. Daniele, si nasce il cielo. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità è la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Ciao Raffaella Carrà. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna
una invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. E quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei se non hai il cielo? Il cielo, il cielo. Il cielo. Grazie. Mille voci. Daphne. Che meraviglia! Daniele, grazie! Che grande emozione essere qui. A questa grazie di cuore a questa meravigliosa famiglia che ormai ci lega da tanti anni. Grazie a Gianni. Grazie Daniele, grazie, rimani qui con me. Grazie per la tua dedica a tutte le stelle che sono in cielo e tutti quegli artisti che brillano come Raffaella Carrà. Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà, tanti amici che non ci sono più. Quindi grazie anche per questo pensiero. E chiudiamo con Daniele Sinasce e tutti gli artisti che si sono esibiti in questa puntata. Venite qui vicino a me col maestro Alessandro, il Giardino dei Semplici, Lorenza Bettarelli, Riccardo Antonelli. Pronti dalla regia? Sigla! Voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Grazie, ciao, alla prossima puntata!